Buonasera a tutti loro a questo secondo incontro del corso di Storia dell'Oreficeria e Arti Decorative del 2021, 18ª edizione, che abbiamo dedicato al tema dei tesori. La volta scorsa il professor Gelichi, con una lezione di carattere storico e archeologico, aveva spiegato come i tesori dei musei, quelli che sono anche raccolti dentro le basiliche, dentro le chiese, sono quella parte visibile di una lunga storia legata anche alla vicenda delle reliquie. Legata alla vicenda delle reliquie che contraddistingue tutta la storia dell'Occidente, soprattutto non solo nel Medioevo ma anche nella tarda antichità. E quest'anno dedicheremo una certa attenzione alle chiese litorranee di Venezia, quindi non solo la Basilica di San Marco, che sarà oggetto di 2 prossimi interventi, ma anche e soprattutto Chioggia e Caorle. Io mi occuperò oggi proprio di alcuni reliquiari che si trovano nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Chioggia e che sono un esempio senz'altro significativo e lasciato dopo gli studi di Ann Loser del 1971 un po' in deposito per diversi anni e poi sono stati ripresi, devo dire, dal 2007-2008 proprio dagli studiosi dell'altra parte dell'Adriatico, quindi dall'area dalmata, in particolare dal professor Nicola Jasic, che ho citato nel titolo di questo mio intervento, che ho conosciuto nel 2008 a Zara ed è un personaggio che poi vedremo, perché alla fine vi faccio vedere una fotografia che ho fatto quando siamo andati a fare un viaggio di studio proprio nell'anno in cui stavo studiando per un libro sui rapporti tra San Pietro e San Marco nelle arti. E abbiamo fatto questa gita, chiamiamola così, culturale. Abbiamo visto anche come esiste una forte consonanza. Quando si è a Zara sembra di essere a Venezia, come quando si è in una delle cittadine dell'Istria sembra di essere a Venezia e viceversa. Quindi esiste una continuità visiva, culturale, di insegni e di memorie che la trovo estremamente interessante, questo mare magnum che univa più culture che si sono tra loro poi rigenerate e ricreate. Questa che voi vedete è la chiesa di Chioggia, la cattedrale appunto dedicata alla Santa Maria Assunta ed è nella sua versione tarda, cioè questa non era la chiesa nell'XI secolo. Sappiamo poi anche che Chioggia aveva un'altra sede in origine che era Malamocco, quindi ci fu un trasferimento nell'XI secolo in quella seconda sede. Qui vi è un percorso che vedo con le freccine di poter indicare in qualche modo, ecco vedete qui, dove vi è la porta detta di Chioggia e si gira praticamente a sinistra e il museo con le opere di oreficeria che sono tante e vanno più o meno dal 300 fino all'età contemporanea in una continuità che ha voluto far rivivere il direttore, che è un Monsignor Giuliano Marangon, che ha più di 80 anni ma è piccolino, ma quando cammina più velocemente di me, e così è anche nei suoi pensieri e nelle sue azioni, pensa e fa. La cosa che mi preme farvi vedere è che questi reliquiari in realtà sono 4 e ho delle fotografie che ho fatto io o con la macchina fotografica. Questi sono dei dettagli che ho ricavato per mettere assieme questi oggetti e creare una sequenza che abbia un significato. Quindi si tratta sostanzialmente di 4 reliquiari antropomorfi, cioè vuol dire che ciò che vedi è ciò che è contenuto. Però non dobbiamo pensare che dentro i reliquiari a braccio e a gamba ci sia un intero osso o pure dentro l'ultimo reliquiario vi sia un cranio intero. Ecco, questo è importante anche quando vedremo di smontarli fisicamente, di vedere come erano costruiti. Quindi ciò che vedi è ciò che è, perché suggerisce la forma. Dobbiamo anche ricordare questo, che le reliquie erano, anche già dal mondo antico, dei frammenti che connettevano il cielo e la terra. Erano luogo di grazia divina, in primo luogo.
E poi, in secondo luogo, erano beni che portavano pellegrinaggi, portavano fedeli, erano degli strumenta fidei, quindi degli strumenti di fede, ma anche degli strumenti di bellezza, per cui si gareggiava a fare le opere più belle e più sontuose. E in questo senso venivano impiegati i migliori artigiani, orafi e maestri in questo stile. Come potete vedere, queste, soprattutto gambe e braccia, hanno alcune cose in comune, cioè sono sostanzialmente costruiti su un'anima di legno e sono rivestiti da una lamina in argento, e poi hanno queste bande decorate, sbalzate in oro, che sono piuttosto fisse come posizione, perché attraversano tutta la gamba, e poi quelle più piccole, la parte alta e quella mediana. E poi vi è quella che chiamiamo il piede, che è pure decorato da queste bande. Similmente il braccio ha la stessa struttura. Notiamo poi anche che vi sono dei piccoli fori che corrispondono alle cosiddette fenestrelle, cioè le fenestrelle da cui erano visibili le reliquie, le quali erano frammenti e quindi erano mescolati con una tecnica particolare, con della cera, per mantenerli poi posizionati e visibili. Altra cosa, questi reliquiari che noi abbiamo visto hanno dei nomi abbastanza strani come santi, perché Santa Abdon, parte San Giorgio che conosciamo, Abdon e Sennen, poi San Teodoro che conosciamo, San Pantalon, San Sergio e Bacco, soprattutto Sant'Abdon e Sennen, cioè dei santi orientali. E d'altronde Venezia ha una familiarità con il nome di Oriente, con il mondo d'Oriente, anche per via delle dedicazioni alle chiese a Venezia, che spesso recano nomi di santi orientali. Ma la cosa singolare è che accanto a questi 4 reperti che vi ho fatto vedere di tipo antropomorfo, ve ne sono altri 3 dello stesso tipo che si trovano appunto nel Museo di Santa Polonia, San Trifone, poi San Teodoro nel Tesoro di San Marco e a San Pantalon, dove non è però visibile perché è considerato un oggetto delicato e quindi non è messo in vista. Ora, questi tesori, che un tempo erano dentro le absidi delle chiese, ma non solo, anche in luoghi specifici di cui non abbiamo a volte una chiara conoscenza, erano cambiati di posizione, cioè e di luogo. Ad esempio il reliquiario a gamba di San Trifone, che adesso si trova nel Museo di Santa Polonia, prima era nella chiesa di Santa Maria del Giglio, e prima ancora era nella chiesa di San Fantin. Quindi la sua collocazione originaria, perlomeno vedremo poi quella che conosciamo, quella originaria, era dentro San Fantin. Quindi ci sono queste migrazioni, no? Poi i tesori delle chiese si musealizzano chiaramente, e quindi il rapporto è più fisso, e soprattutto in Italia le reliquie sono messe solitamente nelle sacrestie, rispetto ad altri paesi dove invece sono esibite sacralmente in certi momenti dell'anno, cioè tirate fuori come si faceva un tempo. Anche qui è cominciata a San Marco questa sorta di esibizio liturgica, soprattutto nei momenti della Settimana Santa. Ecco, la questione critica è ma questa manifattura è veneziana o no? Allora, sempre Ann Loser, che è stato questo studioso di oreficeria veneziana, che ha scritto i 2 volumi nel 1971 dedicati al tesoro di San Marco e alla Pala d'Oro, li aveva accorpati, cioè considerandoli come opera di un'officina che avesse caratteristiche comuni. Questo in base anche al tipo di decoro, che poi andremo a vedere in dettaglio, che appare su queste bande a sbalzo, e ritenendo che vi fosse un modello proveniente dalla Francia che avesse creato un po' questa moda, chiamiamola così, questo stile, e poi accorgendosi anche di certe affinità che questi oggetti avevano con delle opere che si trovano dall'altra parte dell'Adriatico. Insomma, questa è la gamba di San Trifone, che vedete ha questi decori, ecco,
che sono costituiti da girali con tralci di vite, dentro cui vi sono delle foglie di acanto che hanno le punte alternate, o sono tutte diritte, poi vedremo in alcune parti hanno la punta in alto, la punta in basso, per creare un certo movimento e una certa dinamica nel disegno. Voi vedete come questo stesso motivo si ritrovi in questo cofanetto detto di San Grisogono, perché dentro contiene le reliquie di San Grisogono e che si trovano a Zara, che ha lo stesso motivo. Ma questo di San Trifone è un modello di eccellenza, cioè estremamente sofisticato come decoro. Vedremo anche come vi siano dei reliquiari a piede. E vedete anche come il piede di questi reliquiari sembra estremamente grande e questi reliquiari sembrano giganti, ma se parliamo di forme e di altezze, di misure, l'altezza è di non più di 37, 38, 40 centimetri e i piedi sono circa 19-20 centimetri, quindi in realtà sono estremamente piccoli, tutto sommato. Questo è il reliquiario di Sant'Abdon. Ecco, vedete come ci sia una costruzione particolare, anziché esserci quel decoro che abbiamo visto prima fatto a girali, e questo è un decoro invece costituito da sempre foglie di acanto che creano come un motivo accartocciato centrale, cioè ci sono 4 foglie di acanto viste un po' in sezione, accartocciate, al centro vi è un piccolo fiore a croce che può essere libero, oppure al centro vi può essere un castone con una pietra preziosa. In genere sono castoni di forma quadrangolare, posizionati a rombo, oppure anche a cabochon lunghi, ma con un'estrema rilevanza rispetto all'ornato che è più basso, per sottolineare la preziosità e dare comunque quella dimensione sacrale che la pietra dà, una dimensione sacrale di preziosità, di trasparenza spirituale. Se vediamo questo reliquiario in un modo che non è solo quello frontale della vetrina, ma lo guardiamo stando in alto, ecco qui, vediamo che sostanzialmente sopra non vi era un semplice coperchio in lamina argentata, ma erano sbalzati. Erano sbalzati da motivi che erano sostanzialmente figure a mezzo busto di santi, come vedremo poi in altri soggetti, o il Cristo Passo, oppure il Cristo Benedicente, ma questo è un soggetto particolare. Voi riconoscete le cosiddette arma Christi, cioè la corona, poi la spugna, la lancia, ecco, e questi ai 2 lati che sono i flagelli e i 3 chiodi della croce. Ora, facendo un confronto, poi vedremo con soggetti simili, vediamo che questo tipo di soggetto si trova come committenza nell'ambito delle confraternite. Quindi anche semplicemente guardando la parte sopra di questo oggetto si comprende come fosse una modus di spirituale legato al mondo dei battuti, comunque della confraternita. Questo piede che sembra gigante, quasi il piede di un elefante, ecco, ho fatto un ingrandimento per quanto ho potuto, perché tenete conto che la vetrina è chiusa e sigillata e quindi penso di aver fatto quasi le piroette intorno a questa vetrina, e non viene aperta, quindi bisogna avere fede e guardare, come diceva un grande studioso, la storia dell'arte è guardare. Quando mi disse questa cosa rimasi abbastanza basita, perché dissi: ma che risposta semplice. In realtà è vero, guardare, osservare, documentare. Ecco, notate come alla base questo piede è sempre costituito da dei nastri sbalzati che creano questo motivo sempre a crochet con le foglie d'accanto e questa crocetta al centro. Ma ci saranno poi oggetti in cui ci sono sia foglie di questo tipo che motivi a tralcio, a seconda del modello di riferimento. Questo
reliquiario di Sant'Abdon ha un fratello gemello, in un certo senso, che si trova nella chiesa di Pirano, in Istria. Ed è pure questa una caratteristica che collega questi oggetti allo stesso contesto, anche lo stesso periodo. Poi vedremo la periodizzazione che finalmente è stata documentata e anche dal punto di vista dei testi. Questo invece è il reliquiario di San Giorgio, che presenta una struttura molto simile, solo che è più statico, perché nell'altro avevamo questa leggera flessione del ginocchio che dava un'illusione di plasticità, di dinamicità. Qui è più statica, però c'è sempre questa fenestrella. Notare che la fenestrella, come questa che ha una piccola crocetta sopra, incisa, veniva aggiunta successivamente. Questo perché? Perché così si focalizzava il punto apice, che era quello della visione della reliquia, quindi nascosta da questa fenestrella, che non era ovviamente sempre aperta. Adesso noi le cose le vediamo visibili in qualche modo, oppure visibili in certi momenti. Non erano per niente visibili, erano visitabili, tra virgolette, solo a taluni dignatari, come il tesoro di San Marco in certe circostanze, quindi erano oggetti preziosissimi, rari. Notare come questo, reliquiario, pure presenti nella parte superiore una lamina sbalzata, però con una crocifissione che è estremamente compendiaria, non è granché da un punto di vista stilistico, però pensate di lavorare in una maniera estremamente ridotta. E quindi, altra cosa, vi è una scritta incisa, che è appunto San Giorgio Martire, no? Santus Georgius Martiri. Ecco, qui notare che sopra ci sono alcune lettere, questa specie di tildi, no? di titulus, così venivano chiamati, che servivano a compendiare, quando si scriveva una dedicazione, ad abbreviare la lunghezza delle parole. E quindi c'è tutta una tecnica che appunto la paleografia latina medievale ha precisato nello scioglimento di queste lettere. La cosa singolare è che mentre questo è us in nominativo, qui è genitivo, quindi qui qualcuno ha sbagliato a scrivere. Queste incisioni venivano fatte con uno stiletto, che era una punta metallica triangolare, e venivano appunto, in questo caso, sulla lamina create questi modelli, che però vedete sono regolari, non è che venivano fatti a mano libera, quindi vi erano dei modelli che venivano applicati come si usava una volta con le lettere da riprendere dentro quelle aste verdi con lo stencil della lettera. Ecco, in qualche modo pensate a una cosa simile. Sì. Sì, è sempre un coperchio. Questo che vedi qua è sopra. E quindi è il coperchio che stava sopra. Qualcuno lo chiama tappo, preferisco chiamarlo coperchio perché è più dignitoso, non è una bottiglia. Quindi è un coperchio e ce ne sono di veramente straordinari e di grande qualità andando avanti nel tempo. Anche questo, vedete, questo piede, poi qui l'immagine viene tagliata ma in alto, qui c'è un modello che è quello di San Teodoro, che è simile, cioè praticamente la parte alta della gamba ha il modello sostanzialmente accartocciato con le foglie d'acanto, invece il piede ha quel motivo a tralci con invece le foglie alternate. Io qui poi ho fatto, diciamo, una mia teoria, nel senso che, ecco, qui si vede meglio, decisamente, eccolo là, ecco, vedete il confronto, anziché essere tutti del tipo accartocciato, del tipo misto. Questo è un po' come San Teodoro. Allora io ho pensato a un certo punto che vi fossero dei modelli, come sempre succede, che fanno da riferimento e poi ci sono le variazioni, perché questi poi di San Teodoro e di San Trifone sono di grande qualità artistica.
e quindi hanno delle variazioni, sono imitati, diventano una sorta di, effettivamente, un quid da imitare e da riprendere, cioè diventa un linguaggio. Ecco, indubbiamente questi santi, dicevo, sono strani, ma non completamente, perché sono santi orientali, soprattutto del III secolo, che anche a Venezia erano noti. Infatti ho fatto una sorta di compendio per spiegare delle somiglianze e delle differenze, cioè mentre a Venezia già intorno al VI secolo era diffuso il culto di San Teodoro, a Cattaro ad esempio vi era San Giorgio e poi viene Trifone molto più tardi, cioè nell'809. Quando poi nell'828 noi abbiamo la Traslatio con l'Invenzio, insomma, e il corpo di San Marco. Quindi c'è una mutazione anche di santi che poi Venezia assimila, perché facendo questo lavoro ho scoperto, perché in realtà pensavo che non ci fosse più, che c'è ancora la chiesetta di San Teodoro nella versione 1486 e che è incanalata dentro un po' il Palazzo Ducale, si raggiunge o passando dalla canonica o passando dalla chiesa, insomma, sì. Quindi mi sono ricordata che in effetti esiste ancora, ma non certo nella versione dell'XI-XII secolo. Come pure a Venezia vi erano delle chiese che erano imitazione delle chiese di Costantinopoli, perché la chiesa dei santi Sergio e Bacco ad Olivolo era il nome, il toponimo, con cui era denominata l'insula nella quale ora si trova San Pietro in Castello. Quindi lì, prima di San Pietro in Castello, vi era questa chiesetta dei santi Sergio e Bacco, imitazione di quella che era Costantinopoli. Poi venne demolita per far posto appunto alla chiesa, che venne riedificata nel 774 e cambiando nome e dedicandola all'Apostolo Pietro. Come pure la chiesa di San Pantalon, che adesso vediamo in questa foggia, ma era molto più antica, quindi reedificata nel 1009. Poi anche, facendo sempre questo lavoro, mi sono chiesta se ci fossero delle teste o comunque delle reliquiari, a parte quelli di Chioggia, che in qualche modo conservassero memoria dei santi Abdon e Sennen. E in effetti, martiri persiani, ce n'erano due, e l'ho trovato nel Flaminio Corner, proprio quando dice due sacre teste dei santi martiri Abdon e Sennen persiani trasportati a questa chiesa, come ci riferisce la tradizione, da Foligno dello Stato Pontificio. Qui la data non c'è, è un dato da verificare che nessuno ha mai trovato ancora, cioè ha mai indagato compiutamente. Guardando dall'altro canto, vediamo come vi era una chiesa dei santi Sergio e Bacco a Cattaro e come vi fossero anche a Cattaro delle reliquie dedicate a San Pantalon, Abdon e Sennen e San Teodoro, e piede e mano, pes e manus, ecco vedete, capu, Pantaleonis e via discorrendo. Quindi entrambi avevano dei santi in comune, come dire, ma anche avevano dei santi che erano stati in qualche modo sottratti ad altri, perché San Trifone, che è stato il primo patrono di Venezia prima di San Marco, comunque continua a essere venerato fino al XIII secolo, mentre a Cattaro fu proprio grazie ad un fortuito, perché la leggenda su cui si fondano anche la geografia è importante in questo senso. La leggenda narra di questo trafugamento ennesimo dei veneziani che fecero a Costantinopoli del corpo di San Trifone. Poi, per varie vicende, si trovarono in una tempesta nella zona di Cattaro e qui succedono quelle cose che creano gli agiografi, no? Che sostanzialmente avvengono dei miracoli e il santo non vuole che si vada via da Cattaro, e quindi ovviamente questi sono i racconti agiografici che hanno una loro struttura abbastanza fissa e canonica, e quindi dice, insomma, voglio restare qui. Allora il gruppo di marinai, che è il più antico, quello che si chiama Marinarezza, che è un consorzio di marinai, il più antico d'Europa, quello di Cattari, acquistò
queste reliquie dai marinai veneziani, e quindi nell'809 viene lasciato il culto di San Giorgio per San Trifone. La domanda a questo punto, e questa è la cattedrale di Cattaro, Kotor, che non si trova in Dalmazia più, ma in Montenegro adesso, quindi vedete è stata costruita non in questa versione, che comunque è già antica perché è alto medievale, proprio con la venuta di queste reliquie nell'809, e porta il nome di San Trifone. Vedete come l'interno non è certo romanico, ma è stato ricostruito. Questa è la cappella delle reliquie, che presenta un esercito vedremo, di gambe e anche di braccia, sembra di essere a Rizzoli di Bologna in un certo senso. Ecco, vedete che sono, anche dal punto di vista architettonico, dentro un ambiente che ha molto un gusto tedesco, austriaco, dove le reliquie sono esibite. Se voi andate nei grandi santuari austriaci, sono esibite in micro cappelle dentro la chiesa e sono veneratissime. Ecco, a guardarle, queste reliquie delle gambe sembrano tutte uguali. In effetti vi era, a mio avviso, una sorta di standardizzazione. Poi vedremo come erano costruite. Questa è, ad esempio, la mano dei santi Sergio e Bacco di Chioggia, che vedete ha questa bellissima caratteristica di essere così, con le linee molto evidenti. Questa a sinistra è sempre la stessa ingrandita, nell'insieme, e poi il dettaglio, che sono fortemente riconoscibili perché hanno questa naturalità delle righe delle mani, e soprattutto noterete anche la fine delle dita è come accorciata, cioè è un po' squadrata, e questa è una caratteristica di queste mani che si riconoscono facilmente. Poi un accostamento è con questa di San Pantalon, la quale è molto simile, anche se la decorazione è diversa. Non escludo, ad esempio, questa era stata ritenuta da Pazzi nell'ultima mostra che c'era stata, su questi temi, questi oggetti, sempre dalmata, ma del XIII secolo. Invece l'ambito critico, prima degli studi di Jasic, era considerato da Loser per questi oggetti intorno alla metà del 300, quindi questa è l'aura, diciamo, l'ambito cronologico. Questi che vedete sono sempre degli oggetti più tardi, che hanno sempre questo tipo di mano, ma hanno il piedistallo sotto, perché gli oggetti di oreficeria di Zara hanno l'aggiunta del piedistallo, a differenza degli altri. Questo esercito di mani ancora, queste sono le nostre mani, e queste sono tutte mani di oggetti che si trovano a Cattaro, di oggetti quindi di reliquari antropomorfi a forma di braccia, e vedete che sono similissimi ed erano sostanzialmente intercambiabili con caratteristiche più o meno differenti. Infatti, ecco, questo è l'altro esercito, l'armadiolo con le braccia. Vedete come in tutto ce n'era una sessantina, ce n'è tra braccia e gambe a Cattaro, quindi vi era una produzione molto specializzata di questo tipo di oggetti. Questo in occasione di una mostra che ci fu qualche anno fa, fecero un restauro di uno di questi oggetti che si trova a Ragusa, che però è molto simile agli oggetti di Cattaro. Ecco, vedete, vi è un'anima di legno, e poi ci sono delle feritoie, perché qui dentro c'erano i frammenti, quindi non c'era tutto il pezzo, per capirci, anatomico, ma dei frammenti. Poi il tutto veniva rivestito con questa lamina, e poi vi erano le decorazioni dei nastriformi che venivano posizionate all'inizio, quindi sotto la mano, e poi in vari punti che sono poi sempre quelli. La cosa interessante è che la mano è un prodotto autonomo, cioè si monta, quindi è anche facile da farsi, facciamo un reliquiario fatto in casa, però intendo dire che tutto sommato era un oggetto estremamente semplice come costruzione. Ecco, poi vi era questa fascia con il nome, la dedicazione, e questa placchetta che era quella che copriva
la parte inferiore del nostro oggetto, che nessuno mai vede perché ovviamente nel caso delle mani ovviamente è la mano che interessa e quindi è sotto. Nel caso delle gambe non si vedono mai perché si vedono solo frontalmente, quindi si perde anche un mondo che è quello che sta di sopra. Curioso invece, questo che mi ha fatto abbastanza tormentare, questo oggetto, che è il reliquiario dei santi Abdon e Sennen, che ha questa strana forma, che è una forma che si chiama Acamaleucon, cioè il Camaleucon era la corona regale bizantina, degli imperatori bizantini, e qui ritorna in un oggetto reliquiario, e vedremo perché e come. Vedrete innanzitutto come è costruito. Quindi vi sono queste placchette con figure di santi e notate come una sia diversa rispetto alle altre perché è andata perduta. Quella dietro è smontata e non si vede, quindi ciò che è visibile è questo lato. Poi vi sono delle placchette che raffigurano gli angeli, poi sopra sempre questo decoro con foglie d'acanto e che viene realizzato in oro su fondo argento, ma è un fondo argento che è scabro, cioè detto a buccia d'arancia, perché così si crea un gioco dinamico di luce. L'oro delle foglie sul fondo grigio e chiaroscurato dà un certo effetto, soprattutto a distanza. Pensate che queste cose non erano visibili da vicino e quindi nella loro luce dovevano colpire da lontano. Erano viste nella luce delle candele in certi momenti, quindi sfolgoravano di luce propria dal punto di vista tecnico, di luce portata che è quella della liturgia. Ecco, questo è un esempio di Camaleucon nelle teste degli imperatori bizantini, sopra le teste, ed era una sorta di cuffia con questi pendiglia che erano costituiti da perle solitamente, e poi sopra vi erano delle cuffie che qui non si vedono. Qui ho fatto vedere questa che è ancora visibile nella sua interezza nel Duomo di Palermo, quella che viene chiamata la corona di Costanza, ma in realtà non era di Costanza ma di Federico. Quindi questa è stata detta di Costanza perché quando fecero dei rinvenimenti, degli scavi, la trovarono dentro la tomba di Costanza, però è un tipo di copricapo maschile che poi si sposa con il resto dell'abbigliamento di Federico II che si trova a Vienna al Kunsthistorisches Museum. Ecco, vedete come ci sia anche il tessuto che è in oro filigranato, chiamato vermicolare come tipo di decorazione, perché sembra un tessuto tutto sommato. E poi questi pendiglia che non sono di perle ma sono dorati e hanno altri elementi in smalto. Ecco, tornando al nostro oggetto, è stata fatta una trascrizione la prima volta da polacco diversi anni fa di questa scritta che appare nella parte qui del reliquiario, e poi qui in alto c'è la data 1321, quindi abbiamo una data fissa. Quindi era giusta l'idea di Anloser di collocarli intorno a quell'epoca, quindi nella prima metà del 300. La scritta che venne all'epoca definita da polacco non era corretta. Questa è la traduzione, diciamo, epigrafica che ha fatto Jasic, e poi ve la spiego. Perché? Allora dice, qui la guardo da qui perché dovrei alzarmi, non vedo nulla e non posso per ragioni di scenografia qui, però dice memento, quindi domine non c'è scritto, ciò che è tra virgolette uncinate è ciò che è aggiunto, perché abbiamo detto che nelle grafie di opere, quando ci sono delle dedicazioni, le parole vengono contratte, quindi semplificate, e poi oppure c'è solamente la prima parola e manca tutto il resto. Quindi mentre queste sono abbreviate per contrazione, quelle che hanno solo l'inizio si chiamano abbreviate per sospensione, perché c'è solo la prima parola che quindi gli esperti sanno poi decodificare. Allora c'è memento, domine, famoli tui Mattei felici, qui Camelauchion fieri fecit, capsa in quassunt reliquie santi senesi. Allora, in ricordo, o Signore, del tuo servo Mate felici, che fece fare
questa capsa, questa scatola, in forma di camelauchion, nella quale ci sono le reliquie di San Sennen. Allora, l'errore, diciamo, che fece Polacco e che fecero poi tutti coloro che tentarono di decifrare questa scritta è che non interpretarono famoli mate come un nome e un cognome, e quindi le traduzioni sono abbastanza oggi, col senso di oggi, impietose, cioè mate viene inteso come mater, quindi il senso venne completamente stravolto. Devo dire che grazie a Jasic c'è stata questa traduzione e questa resa epigrafica. Oltretutto, siccome raccolgono le reliquie, sono raccolte qui le reliquie di San Sennen e Abdon, qui c'è solo Sennen. È stranissima questa cosa, perché poi da qualche parte c'è un'altra scritta che noi non vediamo, dove ci sono entrambi i santi. Allora io ho pensato, anche poi alla luce del fatto che era sbagliata quella scritta, cioè la declinazione dall'altra parte nel reliquiario di San Giorgio, qui o si fossero dimenticati un pezzo o non c'era semplicemente spazio per continuare. Questo succede. Taluni hanno interpretato, dando un approccio documentario come il Monsignore del Duomo di Chioggia, che ci fosse solo dentro San Sennen, e quindi lui ha messo solo San Sennen nell'opuscolo che accompagna e spiega il museo di Chioggia, perché è un sacerdote e quindi ha una visione documentaria. Però ci sono delle variabili che sfuggono, cioè nel Medioevo ci si dimentica di un pezzo, l'epigrafista non è colto, sbaglia delle declinazioni, cioè ci sono degli errori che sono anche interessanti e da studiare. Ecco, vedete qui in alto è visibile non tanto il cranio, i due crani che non ci sono, io penso, ma semplicemente queste reliquie messe assieme a questa cera che le conteneva. Quindi questa è una fenestrella che non ha uno sportello, a differenza delle altre, ma è visibile a piena vista. Ecco, nel Liber Notariorum di Cattaro, per 3 volte, ma anche un poco prima in altri documenti tratti dalla stessa fonte, si riporta il nome di Matteo Felice, Matteo Felici. Qui è Felicis perché chiaramente ha i testi, quindi è complemento da termine, no? Però è Mate che sta per Matteo Felici. Quindi compare come teste in 2 occasioni e qui come colui che compra una casa di legno. E quindi esiste questa figura. E facendo così un piccolo giro sulla scrittura, ecco, vedete, anche queste, a differenza di quelle che erano graffite con lo stiletto, queste erano sbalzate, quindi da dietro, e vi era uno strumento che le rendeva così perfette, chiaramente. Ecco, vedete come la scrittura, questa è una gotica già preumanistica, insomma, molto bella, e questo è un Q, questa specie di segnetto, e quindi le lettere vanno interpretate. Ecco, questa è un tipo di abbreviazione sospesa perché è K che sta per Camelauchion, quindi K è Camelauchion. Però confrontando anche, ecco, altre cose, questo è il reliquiario che si trova a Zara, di Catarina. Qui c'è un memento, adesso qui lo leggo da qua perché da lì è impossibile, memento domine, ecco, Catarina, ecco, famule, Caterine. Allora, vedete che l'inizio è sempre quello, quindi è un segno di devozione nei confronti di Dio, e poi per spiegare l'oggetto, e vedete che c'è qui un'araldica che corrisponde al duca della Bosnia, perché questa era la moglie di un bano che si chiamava Sandalo. Ecco, vedete come che queste mani ritornano, che le abbiamo viste prima, e come la base è zaratina. La domanda è, a questo punto, ma quando arrivarono queste cose che sono fatte evidentemente a Cattaro e sono di Cattaro a Venezia? Devo dire che questa scoperta non mi è piaciuta molto, però è così. Dunque, questi oggetti furono un bottino di guerra, sostanzialmente, del Hector Pisani, il quale nel 1378 era impegnato in una guerra da quelle parti e mise a ferrafuoco Zara e poi Cattaro,
e rubò le reliquie, tra cui anche il famoso reliquiario a piede di San Trifone. E dice infatti: e subitamente le case sono messe a sacomano, cioè messe sottosopra, e le chiese faziando delle grandissime crudelitade, ed in quello medesimo dì ave lo palazzo, quindi conquistò il palazzo. È nota dei misseri Victor Pisani non volesse altro di quel bottin se non le reliquie, quindi gli interessano solo le reliquie, le quali quando lui giunse a Venezia lui le dà alla chiesa del messer San Marco e lo resto lui messe nella sua parrocchia, zoe del messer San Fantin. Quindi la famosa il reliquiario a gamba di San Trifone prima era a San Fantin, prima di finire a Santa Maria del Giglio e poi a Santa Polonia. E da può rubada tutta la terra sora vegnando la notte, mi serve Torpisani fece figar fuoco in tutta la terra per lo disprezio che i catarini le avevano fatto dei veneziani. Quindi mise a ferrafuoco tutto e si prese queste reliquie. Un'altra fonte spiega esattamente, sempre Bosic, da questa cronaca che poi è stata trascritta, presente alla Bibliothèque Nationale di Parigi, fondi italiani, scrive: tolsero molte reliquie sante, le quali furono portate a Venezia. Devo dire che l'altra scoperta, che pure non mi è piaciuta, ma è un dato purtroppo che caratterizza queste realtà, è che nel 400 per 2 volte i catarini chiesero a Venezia di poter avere il reliquiario di San Trifone e anche le altre reliquie. E ci sono dei documenti che proprio spiegano anche il modo. E spiegano, item, e qui a San Fantin una gamba di San Trifon, la quale tolse in Cattaro, in lo tempo della nostra brusa, quindi delle guerre, messer Vettor Pisani. Supplichemo alla vostra ecclesia signoria che vi piacque dignarsi di concederne, che noi li portiamo in Cattaro, nella chiesa di San Trifon, laddove la stette anticamente. Quindi questi rispondono e dicono: qui respondemus pro certa razionabili causa non possumus eis complacere, quindi per motivi razionali non possiamo venirvi incontro, insomma, compiacervi. Questa richiesta venne fatta 2 volte e poi i catarini smisero definitivamente di chiederla. L'altra questione è quella che riguarda perché un oggetto così prezioso come questo della forma del reliquiario a Cameleucon con Abdon e Sennen avesse come committente uno che finora viene citato come un possidente, ma che non sembra avere, a meno che non vengano fuori ulteriori documenti, una cultura particolare. Quindi evidentemente questo episodio non è isolato e siamo al 1321 con una data molto precisa. Sotto, e qui l'avevo visto quando ero stata a Zara, c'è questo altro reliquiario che però non ha la stessa forma, perché il tipo a Camelauchion è un poco svasato, però è molto antico, XI secolo, e ha le reliquie di San Giacomo Martire. Ecco, vedete, questa è una cosa dell'11 che ha queste archeggiature, i santi sono distinti, quindi cambia la cultura. Però il riferimento probabilmente a cui si ispirò questo oggetto doveva essere questo, che è quella che chiamano la testa gloriosa, cioè il reliquiario di San Trifone con la testa, che in origine non era questa, perché poi venne rimaneggiato dal XII, XV e XVII secolo, anche perché qui si vedono sotto il bacino, ai lati, 2 chiodi, per cui sopra, dice Jasic, è presumibile pensare che ci fosse una calotta simile a questa, perché non può essere un episodio isolato, anzi è stranamente ben conservato ed è l'unico esempio del genere. Ce ne sono poi altri a calotta, ad esempio a Dubrovnik, ma non hanno questa preziosità nella cattedrale di Dubrovnik. Ecco, vedete come guardando poi dall'alto si può immaginare che fosse a forma di calotta. Ecco, questo oggetto viene poi portato in processione insieme a tutte le reliquie il giorno della festa del santo, che sarebbe il 1° di febbraio, e invece è il 3 di febbraio in Cattaro, perché corrisponde al ritrovamento dell'809, quando ci fu il corpo che venne acquistato dai marinai di Cattaro presso i marinai veneziani. Però
La cosa che ho trovato interessante, ecco, vedete, questo è un altro oggetto che è il reliquiario di San Biagio, che si festeggia invece il primo, la festa di San Biagio. Questo è un oggetto che è stato rifatto, perché quello originale risultava nell'elenco degli oggetti della cattedrale fino al 1335, poi in qualche modo venne meno. E questo venne ricostruito da questo orafo veneziano, Francesco Ferro, il quale praticamente su dei frammenti di oggetti, cioè di placchette vere, sostanzialmente dell'XI e XII secolo, ha creato questo contenitore per questa reliquia. Sopra è appoggiato su un piatto che è tardo barocco. Notare che quando vi è la processione, questo è il primo oggetto che appare, poi appaiono anche gli altri, ricordano un po' le processioni veneziane, no? Che si vedono in varie incisioni e disegni. Ecco, notare che sempre sotto c'è questo piatto, qui c'è il piatto, e notare pure che in questo caso il corno dogale, che pure è mutuato da un copricapo bizantino e ha la punta che poi viene più o meno enfatizzata a seconda delle epoche, è sempre tratto da un modello bizantino ed è sempre messo su un piatto. Questa era la processione del giorno delle Palme, la Domenica delle Palme, tratto da questo bellissimo manoscritto del Museo Correr. Qui ho messo anche per ricordo di Doretta d'Avanzopoli quel viaggio che facemmo nel 2008. Qui vedete il professor Jasic, Susi Marcon, e poi Ettore Merkel e la nostra Doretta d'Avanzopoli. Adesso le ricerche che andranno avanti su questi oggetti proseguiranno soprattutto vedendo di analizzare e di fotografare e documentare da vicino i nostri reliquiari. Quello di Santo d'Oro è praticamente improponibile, non si riesce a fotografare perché bisogna passare per la procuratoria e quindi vanno smontate le vetrine, hanno un costo a carico di chi fa fotografare, poi paghi le fotografie e dopo che le devi donare devi anche pagarle un'altra volta. Quindi è molto difficile, diciamo, documentare queste cose. Ringrazio anche con l'occasione il Monsignor Marangon perché alcune foto bruttine in verità le avevo pagate, poi a poco prezzo, quelle che ho fatto io erano migliori di quelle che mi aveva dato lui. Quindi mi ha concesso di fotografarle per questa occasione. Ritengo che quindi alla fine le reliquie che anche nel mondo antico erano già dal III-V secolo, c'erano delle leggi che disciplinavano lo smembramento dei corpi. Infatti volevo ricordare questo Constituzio del 26 febbraio del 386, dove gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio creano un interdetto proprio per evitare intanto lo spostamento del corpo dal luogo in cui era stato sepolto, e perché poi i corpi rimanevano così, allora venivano presi e portati via, a quello che fu il clou di questo discorso di spostamento di corpi, che fu il IX secolo, tant'è che venne creato un interdetto anche lì, nel Concilio di Pavia dell'885, per impedire ai vari chierici vaganti che vendevano reliquie come un po' nelle memorie boccaccesche di evitare di fare confusione, e coloro che fossero stati incontrati nell'atto di compiere questo gesto sarebbero stati portati davanti alle autorità. Ma in realtà i furta sacra ci sono sempre stati, perché il primo furto San Marco, poi San Trifone e tanti altri, non solo a Venezia. Avere reliquie era importante, abbiamo detto, più reliquie importanti avevi e più era importante nella strategia politica territoriale, nella strategia militare, una forma di potere, e poi Venezia ha creato il suo santorale specifico con questo sempre assimilazione dal mondo bizantino, per cui vedete anche guardando certi studi di Pertusi, che è stato all'epoca un grande studioso di insegne orientali, come anche gli oggetti, soprattutto nei manoscritti dei vari dogi e il loro presentarsi nelle cerimonie pubbliche, fosse sempre un qualcosa che ricordava il mondo bizantino. Quindi riprendevano gli stessi oggetti con variazioni.
quindi forte era il richiamo a quella realtà, per cui spesso si dice che Venezia era un'altra Bisanzio, ma non uguale a Bisanzio, diversa, perché poi Venezia era così furba da creare un proprio stile, pur copiandolo dagli altri. Grazie. Direi che sì, ho finito e devo dirvi che questa lezione che io ho fatto doveva essere tenuta da una studiosa che 20 anni fa fece la tesi di laurea sulle oreficerie del tesoro di Chioggia, che però era ferma a 20 anni fa con gli studi. Poi all'ultimo minuto ebbe problemi suoi, per cui mi sono trovata, già il programma era stato, non potevo scegliere, anche perché non c'era nessun altro che si fosse occupato di questo, se non Nicola Jasic, che però non mi è sembrato il caso di far venire dalla Dalmazia, insomma. E quindi ho preso questo argomento, ma tutto sommato sono grata alla studiosa, perché anche se io mi apprestavo a studiarne un altro che presenterò più avanti, ho avuto modo di imparare delle cose nuove in più e soprattutto di vedere come un'analisi dei pezzi, il confronto tra gli oggetti, un'analisi documentaria incrociata diano da un punto di vista scientifico delle risposte che altrimenti sarebbero solo chiacchiere. E anche la lettura epigrafica, che quella di Jasic trovo corretta, ma è da, a mio avviso, precisare da un punto di vista proprio epigrafico, cioè va trascritta diversamente, però il contenuto c'è. Quindi sono grata a questa studiosa e anche a questo sacerdote, perché la cosa curiosa è che fa un po' il senso dello studioso quando va a vedere questi oggetti, che non è semplicemente di studiarli da libro, ma di fare il cosiddetto sopralluogo, che ormai non fa più nessuno. Quando io sono andata a fare il sopralluogo, sono stata invitata a pranzo da Monsignore e mi sono trovata a mangiare con il vescovo di Chioggia e altri sacerdoti. E quindi sono passata da un contesto, come dire, così di studio, a un contesto umano in cui è stato divertente, quindi c'è anche questo aspetto. E probabilmente ci saranno delle iniziative dopo la presentazione di questa mia prima conversazione di oggi alla Chioggia, e vedremo di invitare anche il professor Jasic, che ringrazio profondamente per questi studi, e anche ho pensato che tutto sommato rispolverare queste reliquie non sarebbe male, nel senso che adesso vengono nascoste perché non sono belle, non sono moderne, ma forse dal punto di vista liturgico e della devozione ogni tanto bisognerebbe rispolverarle, insomma, perché fanno parte del culto. E infatti gli studiosi parlano di instrumenta sacra, no? Quindi gli strumenti, questi oggetti sono strumenti di culto ma anche opere d'arte, hanno due funzioni in un certo senso. E spesso la fortuna di un oggetto è data anche dal suo valore storico-artistico e dall'artefice che l'ha fatta, e quindi viene replicata, specie se l'oggetto ha fortuna. E poi l'altro caso è quello che riguarda il furta sacra e l'atteggiamento di Venezia in questo caso, che meraviglia sempre, ma in senso storico ha una sua ragion d'essere. E se si pensa ad esempio allo scambio e alla vendita di reliquie che c'è su eBay online, quindi senza una regola, in completa deregulation, e quindi a danno soprattutto di chi acquista, perché non sai da dove provengono queste cose. Quindi anche per poco si trovano dei reliquiari, degli ostensori, delle reliquie. Ecco, la cosa che più mi fa specie è che svilisce invece il senso sacro che questi oggetti avevano, che hanno ancora. Dico solo che in quella scritta che appare sul reliquiario di Santa Catarina c'è scritto Do per Domine, no? Perché se notate si semplifica dove ci sono gli oggetti sacri, dove c'è il nome delle divinità, quindi che si chiamano nomina sacra. E infatti c'è un libro molto bello che era in tedesco, di un certo Traube mi pare, in cui spiega proprio questo. Le semplificazioni sono fatte proprio quando si parla di oggetti sacri nelle scritture o di nomi sacri, perché non devono essere citati, perché il sacro è sacro. Il sacro non è quotidiano, evidentemente, quindi questi per noi sono ammassi di metalli, vedendoli oggi, hanno un senso. Ecco.
Non so se avete qualche domanda. Sì. Sì. Questo non lo so, non possiamo ad ora saperlo perché a Chioggia, perché purtroppo ci fu un incendio nel 1634, mi sembra, per cui la chiesa venne completamente distrutta. Quindi con essa anche tutta la documentazione che riguarda le visite pastorali. Quindi non abbiamo una ricostruzione documentaria del come arrivarono a Chioggia. Anche perché io ho pensato, comunque Chioggia, che adesso noi diciamo, la chiamano la piccola Venezia, già questo mi dà i nervi, però Chioggia era una sede prestigiosissima, infatti ha una sua diocesi con un suo vescovo, quindi già ab antiquo, quindi era una sede importante come Caorle, che vedremo poi successivamente. Quindi questo probabilmente lo troveremo, spero, un domani da altre fonti indirette, da altri documenti. Arrivarono a Chioggia perché furono bottino di guerra di questo Vittor Pisani. Quindi arrivarono a San Fantin, dove appunto Vittor Pisani evidentemente aveva un interesse per quella chiesa o aveva una forma di venerazione, per cui il reliquiario col piede andò lì e gli altri oggetti finirono a Chioggia, ma se per il primo caso abbiamo la filiera, cioè quella di San Trifone, perché comunque cade su Venezia e San Fantin, quindi è ricostruibile dalle fonti che abbiamo noi documentarie, cercando, le altre sappiamo che vennero da Cattaro e furono parte sempre di questo saccheggio del 1378 e quindi arrivarono in maniera come bottino di guerra e quindi la filiera è difficile da costruire, forse è più facile vedendola dal punto di vista croato, cercando delle fonti, e come adesso sta facendo ancora Jasic, perché questi studi suoi iniziarono nel 2007 e sono ultimati con questo libro ad ora, che è stato pubblicato nel 2019, Oreficeria Sacra nella Cattaro medievale, dove sono pubblicati insieme agli altri oggetti di Cattaro anche i nostri reliquiari, quindi considerati un punto di riferimento soprattutto quei 1321 che dà la data precisa. Poi oggetti importanti come i piedi di Sant'Anselmo e il reliquiario della Caterina hanno la data incisa, quindi grazie a Dio c'è una data che ci consente di avere un discrimine, cioè tra 0 e 1000 hai un punto fermo nel tempo. Allora si creano le filiere, come si fa quando non si hanno dei dati, si fanno i confronti, le fonti si incrociano e i dati vengono ricomposti scientificamente. Qui ad esempio sono riportate, perché poi lui è anche archeologo, Nicola Jasic, quindi ha un approccio archeologico nella ricostruzione. Ad esempio questa è la ricostruzione della pala di San Trifone che è a Cattaro, e lui ricostruisce i singoli pezzi, ricostruendo con l'aiuto della tecnica quello che era effettivamente il luogo, cioè la pala, perché non esiste più, esistono i pezzi, e quindi la ricostruite idealmente. Ecco, questo approccio qui consente di vedere gli oggetti e di paragonarli, o il fatto di accostare tutte le mani, tutte le gambe, può sembrare un lavoro così che è comunque molto faticoso, un lavoro ripetitivo, invece serve a distinguere e a capire, o a capire quali sono dei modi, degli stili tali da poterli riconoscere. Quindi quando vedrete delle mani nei reliquiari che hanno quella forma e che hanno le dita in alto, che sono un po' squadrate, e che al centro hanno quelle righe della mano, quelle che leggono le zingare, tanto per capirci, così evidenti e naturalistiche, ovviamente in un contesto stilistico che ha certe caratteristiche, provengono da quell'area. Poi che queste mani venissero smontate e anche aggregate ad altri cosi sottostanti potrebbe essere la prova di San Pantalon, perché sotto, ad esempio, quella mano così, che è chiaramente di Cattaro, poi sotto la decorazione sembra più antica, infatti Pazzi l'aveva attribuita al XIII secolo, probabilmente la mano e il braccio non coincidono, e questo poi lo vedremo quando faremo gli oggetti di San Marco, dove vedremo che oggetti orientali o islamici sono stati
come dire, riscritti da Venezia con il suo stile, però l'insieme è perfettamente coerente, non è, anche questo è un caso strano, no? Viene incorporato un modello, e preso un modello antico, questa nostalgia per l'antico, questa passione, perché è anche un senso di identità. Se tu prendi un modello antico, se tu dici che ti chiami Letizia Caselli, ti chiami invece Letizia Caselli, contessa di, è diverso, perché hai un background, no? È uguale. Ecco, direi che ci vediamo la prossima volta, che è mercoledì, dove mercoledì 13 ci sarà un intervento di Toto Bergamo Rossi, alcune anticipazioni sul restauro dei mosaici con pavoni della Basilica di San Marco. Un argomento che sembra diverso rispetto a quelli che finora abbiamo presentato. In realtà abbiamo detto che anche questo è un tesoro, non nel senso di tesoro mobile in metallo prezioso, ma si dice il tesoro di San Marco, il tesoro nel senso di un quid che ha un valore superlativo, irripetibile, e quindi è un tesoro, no? Quindi da un surplus, insomma, un valore di lusso, e da un punto di vista storico-artistico, e che andremo qui a vedere anche nella parte materiale, cioè il restauro di questi pavimenti dopo l'acqua alta che c'è stata, insomma, di recente, e che ha provocato dei danni a questo pavimento. Quindi anche come questi oggetti hanno una materialità. Infatti io non ho discusso di quelli che abbiamo visto, ma sono in alcune parti abbastanza danneggiati. Ci sono delle fenditure sul metallo, e poi ovviamente alcune pietre sono venute meno, perché sono le prime cose che cadono, vengono rubate, in genere quelle che si trovano ad esempio dove c'è il piede nella parte bassa, perché è quella che si poggia. Quindi nella storia degli oggetti c'è anche una casualità a volte, e quindi dove vengono sbattuti maggiormente, quindi i piedi, dove ci sono parti difficili. Non abbiamo analizzato per questi oggetti, ad esempio, come la fascia che c'è in taluni in alto, nella parte terminale del ginocchio, abbia una caratteristica diversa rispetto a quei tralci con viti o alle viti accartocciate. Sembrano dei motivi, si chiamano viminei, tipo motivi carolingi. Allora qualcuno ha scritto, sì, evidentemente, questo nell'omaggio a San Marco, nella famosa mostra, colui che fece la scheda di questo oggetto disse, evidentemente questo è uno spolio, un pezzo erratico carolingio. Sinceramente non credo, nel senso che non si trovano tanto facilmente questi oggetti, queste fasce così scorporate. Probabilmente un'imitazione, per quello lo vediamo anche nel reliquiario di Pirano, questa fascia in alto fatta in questo modo, che chiude in modo diverso l'oggetto. Ecco. Sì. Come? Sì, sono sempre santi guerrieri, che tra l'altro questi santi guerrieri finirono dall'Oriente a Roma, cioè finirono a Costantinopoli, poi vennero martirizzati nel Colosseo, e i loro corpi si trovano nella chiesa di San Marco a Roma. E stranamente ci sono dei luoghi in parti del mondo inaspettate. Guardavo l'altro giorno sul libro, a Bergamo, in una chiesuccia, in un posto sconfinato, di cui non si ricorda nemmeno il nome né si legge sulla carta, in cui nel tardo Settecento fecero una chiesetta in onore di questi due santi. E infatti l'articolo si chiamava "Perché due santi così in questo posto così remoto della campagna bergamasca?" Nel tardo Settecento. Quindi avevo iniziato a leggerlo, poi mi sono addentrata su questi studi, quindi continuerò, vi spiegherò il perché, come mai nel tardo Settecento questo che la fece, proprio questi santi così fuori, diciamo, dal culto anche del momento e dagli obiettivi culturali noti, insomma, cultuali dell'epoca. Ecco. Grazie. Prego.